importa del futuro. Dopo? Ok, la live è andata Ora già c'è il microfono. Tu però se non accendi il microfono, giustamente Mi sentono stesso perché mi sentono sì, che c'è tutta una cosa, hai capito, l'oligo minerale che prende. buona l'oligo minerale. Allora, giusto, avuto osservazione. Grazie. Allora, si stanno mettendo il link del Teleparty nella chat di Teleparty, ma se non c'hanno il link di Teleparty, come fanno ad entrare e vedere il link per la chat di Teleparty? C'è un problema. Si è aperta la chat. Se la parte della giornata dove iniziano ad esserci un po' di problemi, quindi succederanno un po' di cose varie ed eventuali. Allora, l'estate in cui Caro è morto, episodio 2, sospetto. Sospetto. Allora, ma hanno squartato qualcuno? Sì, no? Sì. Un povero monaco tibetano. Che ci trova a passare giusto sotto casa mia? Sì. Vabbè, perché no? Dopo tutto il Tibet è dietro Marano, mi ricordo sempre. Marano è una metropoli, non ce ne dimentichiamo. Esattamente. Allora. Vediamo che cosa succede. Abbiamo capito che ci sono dei Katzen. Un Cell, questo è Cell larva. Sì, mi passa un po' l'acqua. Oh, no. No, questa non è questa l'acqua. Bello, questa è l'acqua. Questa è l'acqua. È morta la signora Masciora. Sei stato tu, sei stato. Madonna. Non è Masciura, è Mazzura, coglione. No. Sì, tu non ne sai niente. Depistaggio. Tu non ne sai niente. Niente, tu non sai proprio niente. Ricordati che non è lui, è un'altra cosa. Anche a dire un'altra persona, effettivamente è qualcos'altro. Un'altra cosa. Ah, è vero, sta arrivando il cacciatore. Il presidente Tanaka. Sì. Ma che cazzo erano? Questa c'era? No, non c'era. Erano manichini in CGI, però vabbè. Ok. Quindi forse non c'era l'intro. Chi è questa gente? È PG. Oh, yeah. Oh, bella questa qua. Allora, zio, ho aperto un video giapponese oggi, mi è uscito nella homepage di YouTube, una pubblicità della Fanta in Giappone con Turbo Nonna. Fatta in computer grafica. Vedi, noi non le possiamo fare ste cose. Non abbiamo il materiale. Classe giapponese, Turbo Nonna che prende una scaletta e sale sulla scrivania e urla agli studenti, e gli studenti poi si bevono una Fanta. Certo. Così, va bene. Why not? Un albero spermiotico. Cose. Condividiamo bei momenti, coltelli pieni di sangue. La vita è condividere. Se in questa storia ci sono dei coltelli, entità varie e cose varie, non è colpa di nessuno. Va bene. Sangue dalla bocca. Sì. Va bene. Capiamo. Bello ventilatore. Che cazzo ha detto? Ah sì, la vecchia. Ragazzi, voi avete un'entità in classe e non lo sapete. Cioè, partiamo da sto concetto qua. Arriva la studentessa, quella là un po' più miniatona, e io mi infilo 3 piselli, altro che pugno. Sono abilità. Fate bene ad avere paura. No,
Come sei maledetto anche tu, brother? Perché? Ma mo' è iniziata la puntata. Ok. Per sentire oscidori. Mm. C'è Turbo Nonna. Tunnel, c'è Turbo Nonna, la crossover. Guarda, sì. Fai bene. In Giappone i boschi di solito non sono proprio positivi. Belli, però. Un po' la cosa di andarli a vedere, cioè, non proprio dentro, però da fuori, dice, ok, visto, arrivederci. E c'è qualcosa nella foresta che la cittadina sta tenendo, tipo l'altra serie. Questo è un prequel di Dan Da Dan. Non credo. No, vabbè. Non credo. No, però devi andare da solo a casa, fottiti. Poi vengo pure io. No. Vabbè, ma lei è del luogo. Sì, Lui conosce, lui difende, lui ha abilità. Sì. Forse. No, forse. No. Forse. Yeah. Quello qui. Tanaka. Ma è tutto zozzo lercio. Allora, aspetta, mi fa solo una prova qua. Dove esce? Esce di qua, ok. Sì, ma voi cosa avete fatto di preciso? Società. Dici, queste sono le cose che ci devi dire. Quindi fateci capire un po'. Ecco, il loro rituale deve essere stato un fiasco e quello è passato all'azione. Ma quello chi? Quello che Esatto. il nostro quello? Io spero di no. Mi dispiacerebbe. Chi deve morire? Boh? Dai. Il criceto mistico dei poteri. Il criceto mistico, sì, così. Ecco. Eccola.
Eccola. C'è un rotolo? No. Chiama Ikaru? Ikaru? No. No, 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 Signora no. con collo lungo. Problema? Che pendola. No, non lo vedi il collo lungo? No. No, scusami. Capito, ti sta seguendo. Oi Regen, Buonasera, Regen. Scusa, c'ho la chat ogni tanto che la abbasso un attimo, sto facendo pure altre cose. Oh, sangue dal naso. Bastardi. C'è del puzzo, Gianmarco. C'è del puzzo. Allora, un attimo, fermi, aspettate, non c'ho la scheda davanti, fermi tutti. Chi è il colpevole? È Regen. Regen, grazie mille per l'abbonamento con Prime. Grazie per il supporto, sono già 7 mesi. Se vuoi vedere la seconda, guarda che noi alla fine l'abbiamo iniziata da 10 minuti, siamo a metà. Quindi se vuoi entrare, lo sai, sei sempre il benvenuto. Ti possiamo fare un breve riassunto che non è successo tanto. Quindi se vuoi ti possiamo fare un breve riassunto così ora. Ti metti alla pari, non è successo niente di eccessivamente da vedere per forza. Quindi se vuoi ti diciamo dove siamo arrivati noi e visto che te lo stavi vedendo anche tu te lo puoi vedere insieme a noi. Dici tu. Tanto ho messo in pausa al momento. Aspettiamo che Regen. Sto aspettando perché l'ho iniziata a cena e sto un po' più avanti. Ok, allora possiamo mettere quindi play continuiamo e ti agganci tranquillamente a noi. Così siamo tutti in contemporanea. Poi penso se No, la se stia te la vuoi vedendo vedere per i fatti tuoi, con diccelo Muotu. tranquillamente. La Sì. scena dopo. Proprio pezzettino dopo mo c'è Tanaka a tavola che ha trovato qualcosa in montagna. Sono le avventure di un giovane presidente Tanaka, queste qua, sì. Poi si è dovuto fare i capelli neri perché non è andata bene la carriera da... Mi sincronizzo, ok, dici appena ti sei sincronizzato e ripartiamo. Penso... Minutaggio... Noi siamo a 12:43. No, quello è quello che manca. Ah no, sì, è vero, scusami, 10:25. Perché abbiamo fermato con Tanaka perché c'era la musica del presidente Tanaka sotto. Questo multiverso è veramente a tema la cosa, Allora, aspettiamo l'ok di Regens. Puoi andare. Ok. A posto. Metti lo schermo intero. Preside, che cacci da qua dentro? Ma è la maschera di The Mask. No, non è la maschera di Loki. No. La testa di qualcuno. La testa mummificata. Ecco, già capito. Va bene.
Signorine, se vedete la signora con testa giraffa che pende e voi sbiancare completamente, andate da qua. Ok. L'ho schiacciata e mangiata, molto bene. Buono. Spuntino, mettiamola così. La merenda del palestrato. Infatti. Ok. Ma questo è sangue tuo o sangue della creatura? O io uso Eh. anche chi dipende anche da un attimino il punto in cui ti poni. Ma non sta qua. Non volevamo lasciarvi, ma ci siamo Ci abbiamo sotto lasciati. e ce ne siamo andati. Ehi, ehi, ehi. Questa sa troppe. Ecco qua, lo Si è attivato, ha acceso l'occhio. Attenziona. Non devo prenderlo, sarà conmigo. Che Gli sto facendo qualcosa. Ehi, ehi, ehi. Una che ti piace sposata subito, ci sta. Ok. Ah. Eravamo nella scena del bosco fino a 5 minuti fa, però vabbè. Come fai a vedere cosa ha dentro? Schiaccia. No, 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 non fare mutazioni strane, ti prego, vomito. Oh. Oh, hai il tuo sguardo, fammi vedere. Wow. No. Ah, ma è proprio il buco da dove è entrato? No, no. No, ma togli la mano dal tuo amico. Che sbocco. Togli, ma che c'ha dentro? Che schifo, sì. Già, ma mi controlli un attimo, No. aspetta. Ma mi sono No, no, ma no. Ya, che schifo però. Ma poi qui dentro qua. No! No, ma è un pornazzo. Stanno tipo a pomiciaffa, però sta mettendo la mano. No, lo zi. No.
Cioè, se gli avesse toccato il pisello mi avrebbe fatto meno schifo, capi? Cioè, no, 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 no. Stava a succhiarlo dentro, te li voleva Sì, mangiarsi. se lo stava risucchiando. No, no. Mi hai fatto mettere la mano nel tuo corpo, nel tuo stomaco, come se niente fosse, no? Facciamo finta di niente. No, mi sembra un attimo il caso. La mega fissa. No, no, Sì. però è uscito Aspetta, senza sangue, se l'hai immaginato. hai flashato? Ok. Lui è combattuto dal fatto che è il suo amico, ma non è il suo amico, è la persona di cui è innamorata, la persona di tante cose insieme. Quindi scusami, lui ha preso, si è aperto tutto e ha mangiato quella cosa. Perché non me le fatte vedere? Non so. Ero curioso, fammele vedere le trasformazioni. Però, domanda che io mi pongo adesso. Se questo Ecco la villaggio signora di prima, quella che si è girata. fa i rituali, fa ste cose, non è che pure i genitori sti guaglione fanno come i genitori di Karu a questo Quello è il punto. punto. Mm. Ho appena sognato, ho appena messo la mano nel mio migliore amico. Un attimo di silenzio, per piacere. Ti hanno litigato di nuovo? Ok, mo tira un urlo. Vabbè, la signora gentile, però... Non ha ascoltato neanche una no, parola. niente, se ne è fottuto L'ha proprio. totalmente ignorata. No, 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 no. Ecco, un'altra volta il pollo marinato, se immagina questo. Ma c'erano anche spaghetti, c'erano. Forse è il caso che non fai più questa cosa, perché non... Puttana tua madre. La signora, ok. Signora, ci dica qualcosa. Dillo. Signore, quello viene a scuola, tra l'altro, come non si può. C'è un problema. Difficile. Sono una casalinga di passaggio. Vabbè. Sì, una casalinga di passaggio È un dedita NPC bustato con la al scritta. paranormale, mettiamola così. Perché mo sta in giro per la città. Signora, dite un attimo che si fa in questo villaggio. Venerdì bingo, sabato cerimonia col culto e poi domenica messa satanica, forse tutti quanti insieme. Con picnic collegato. Fai anche tu l'oggetto rosso? Speriamo di no. Mm. Però, signora, lei sa troppe cose per essere una casalinga che sente. Chiamami quando sei pronto a parlare. Ma c'è il QR code per raggiungere gli amici, Topperia. Rie Kure Bayashi. Ok, la signora Rie. No, prima. Si può mettere una cerniera lampo che così fa prima? Sì, su WeChat si scambiano così i fortissimo contatti. col QR code. Ok. Wow, cazzim però. Che cos'era quel frame? Era qualcosa che si è aperto. Aspetta un attimo.
E questo si è visto? C'era quel frame bianco alla fine. Che si sta riavvolgendo il tempo. No, c'è allora non è una larva, è un mostro. C'è qualcosa all'interno che sembra buono, ma buono no, forse no, potrebbe. Però c'è il villaggio con i demoni. Con andrà a finire male questa Vabbè. storia, così Vabbè. moriranno tutti qua dentro. Va bene, allora vediamo un po' l'anticipino della prossima puntata. Poi stacco giusto un paio di minuti, così faccio salvare la live. Faccio un paio di cose e torno. E vado a prendere anche la batteria del pad, che se no. Ah no, lontani. tanto dobbiamo fare Sì. un attimo la pausa, sì. Quindi sì. Te trovi comunque andare. Guarda, noi ci dobbiamo vedere quel cazzo di gacchiato. Ok, è bellissima sta cosa. È un video, Sì, sì, però è poi mix. c'hanno. Ok, bravi, bravi. Per il mio amico Totoro, il mio amico demone. Tu vai in giro col demoniuccio, con la persona posseduta, fai così mangi il gelatino. L'hai già visto Kakyakuta, raga? Quando lo troviamo su Netflix o disponibile lo vediamo anche noi. Che sembra veramente una mina, cazzo. Quello là che cercammo l'altra volta e Che c'ha trovammo su Crunchyroll. Sì. Ho avuto fino a poco fa l'abbonamento a Crunchyroll, non lo stavo più usando e l'ho staccato. Mo che l'ho staccato è uscita la serie. Corsi e ricorsi storici. Ma le entità pagano meno biglietto per i mezzi? Forse No, meno, lo può o pagano normale a prezzo. può essere, come non può essere. Allora, stacco un attimo la live, 5 minuti al massimo e torniamo.